Lucia Spiazzi, capitano del team veronese femminile, purtroppo sconfitto nella finale terzo e quarto posto da Trento. Lucia, che partita è stata quella contro Trento? Allora, io penso che eravamo molto stanche, quindi sia fisicamente che moralmente. Penso che tecnicamente fossimo anche superiori, però con le forze è stato un po' difficile perché comunque è stato un torneo duro e non siamo stati in grado di dare il massimo, secondo me. Qual è stata la chiave decisiva che ha fatto la differenza nella finale terzo e quarto posto? Penso che loro avessero un buon attacco e anche una buona difesa e noi siamo un po' calate e questo non c'è stato d'aiuto. Comunque l'approdo alle semifinali è un risultato comunque importante per voi. Sì, certo, perché comunque già essere arrivate quarte è stato un buon risultato, anche perché eravamo in 8, quindi è stato un buon risultato e penso che comunque ci abbia molto arricchito questa esperienza. Un'esperienza appunto importante nella formazione pallavolistica di voi ragazze. Certo, perché abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con delle squadre forti e siamo cresciute secondo me sia a livello di squadra che singolarmente. C'è un'emozione, un ricordo particolare che vi riporterete a casa da questa edizione delle Kinderiadi? Sono convinta che noi ci ricorderemo ogni partita perché ogni punto, ogni set abbiamo cercato di dare il massimo e quindi io sinceramente sono contenta di come è andata, anche se secondo me potevamo dare qualcosina di più. Allora ringraziamo Team Verona e la sua capitana Lucia.